A che cosa ci chiama l'Europa? L'Europa ci chiama a quell'appuntamento al 2020 dei 20-20-20, e cioè abbattimento del 20% delle emissioni di CO2, risparmio energetico per il 20% e di quello che resta copertura per il 20% con le fonti pulite e rinnovabili. Qualcuno ha provato nel marzo del 2008 nel Parlamento europeo di presentare un emendamento per includere l'energia nucleare tra le soluzioni per abbattere quel 20% di CO2. L'Europa ha respinto questo emendamento e ora vediamo rapidamente perché. Io sono uscì dalla politica attiva nel 2001, sono tornato a dilettare i ragazzi all'università e una delle materie che insegno è proprio l'energia, e dunque guardate, fu con molto stupore che la prima volta, quando Berlusconi parlò per la prima volta nel suo precedente governo di ritorno al nucleare, io l'ho presi come una delle spacconate di questo ignorante. Poi quando ci ha fatto mezza campagna elettorale, no, allora questo fa sul serio, ma cosa gli dice il cervello? Noi che riceviamo nei rapporti continui, anche questo vi prego compagni, appuntatevelo nella memoria, su internet trovate tutto, i rapporti della Nuclear Energy Agency, dell'OCSE, della IEA, International Energy Agency, che vale per tutto il mondo, della AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite. Abbiamo questo andamento che ormai va avanti da più di un decennio di continuo calo del contributo dell'energia nucleare quando io mi entusiasmavo, i problemi ancora non li conoscevo. Quali problemi? Sono i problemi, cari compagni, che portarono nel 1978, non c'entrava nulla l'incidente che poi ci sarebbe stato a Three Mile Island, né men che meno l'incidente di Chernobyl. Qual era il motivo? Il motivo era che le popolazioni avevano maturato una disaffezione sempre più forte per impianti che, badate, la sicurezza non c'entra nulla, l'incidente non c'entra nulla, ma era nel funzionamento di routine degli impianti, i rilasci di radiazione con l'aggressione sanitaria che questo comporta. Le popolazioni pretendevano dal progetto un progetto che difendesse, schermasse, correggesse in modi sempre più complessi, fino a buttare fuori di mercato quel kilowattora, tanto che comincia il casino a metà degli anni 70 e poi dal 1978 non parte più neanche un ordinativo negli Stati Uniti. E guardate, qui lo capimmo con i miei colleghi, lo capimmo perché eravamo diventati grandicelli e nell'occasione scoprimmo, vi ricordate questa data, 75-76, Don H-10 lancia il programma nucleare italiano per 10.000 megawatt da raddoppiare, e noi scoprimmo 2 pagine che come italiani francamente ci riempirono di vergogna, ma proprio di vergogna. Quando è che l'Italia è uscita dal nucleare? Cos'è questa fandonia? L'Italia è uscita dal nucleare con Chernobyl? Ma chi? Questa è una
a Oxford si dice una stronzata. L'Italia è uscita dal nucleare nel 1964, quando l'Italia era uno dei paesi più avanzati. Potevamo, con le nostre 3 centrali nucleari, eravamo giudicati il secondo paese in Europa, il terzo nel mondo, come capacità di controllo della tecnologia nucleare. E certo, era viva all'inizio degli anni 60 la grande scuola di fisica nucleare di Enrico Fermi, la scuola di Roma di Enrico Fermi. Poi nel 64 succede una piccola cosa, e cioè che il grande paese amico e alleato consente il decollo del primo governo di centrosinistra, ma a una condizione: che l'Italia esca da 2 settori dove è competitore non gradito, infastidisce una possibile presenza di mercato. E quali sono questi 2 settori? Mi rivolgo a quelli un pochino più anziani. Uno è il nucleare. Nel terreno dell'energia l'Italia accetta nella divisione internazionale del lavoro il tutto petrolio. Guardate, noi oggi abbiamo qualche cosa di geotermia, qualcosina in più di quello che avevamo allora. Eppure avevamo noi insegnato al mondo come si fa la geotermia. Abbiamo qualche cosina in più di idroelettricità, e certe nostre dighe sono dei capolavori in assoluto di ingegneria. No, è il tutto petrolio. Arriviamo a raffinare benzina per il 190% dei nostri bisogni. E l'altro settore, compagni, qual è? Ve lo ricordate un nome? Olivetti? Non pensate adesso alla lettera 22, no, Olivetti, le grandi macchine calcolatrici. Olivetti scompare, non c'è più, compare una nuova sigla, si chiama OLG, Olivetti General Electric. La Olivetti viene ceduta alla General Electric. Apprendemmo con vergogna queste vicende di storia patria negli stessi giorni in cui con vergogna imparavamo che, e certo, sempre il grande paese amico e alleato diceva ai paesi amici che un po' di reattori se li dovevano pigliare. Che ci dobbiamo fare con la grande elettromeccanica nucleare americana? Westinghouse, General Electric, non riusciamo a piazzarla qua dentro, dovremo venderla a qualcuno. E l'Italia corre, subito, certo.